È un appuntamento sportivo di livello, davvero giunto a una nona edizione importante nei numeri perché si parla di oltre 1250 atleti, 15 paesi esteri addirittura coinvolti, un indotto di quasi 4000 persone, un volontariato di 200 persone e insomma ci sono tutti gli elementi per rendere strepitosa questa nona edizione, tra l'altro un percorso di 60 km che si sviluppa proprio nel paesaggio straordinario e bello della nostra Lessigna, dalle contrade Cimbre fino alle piccole Dolomiti. Credo che ci siano tutti gli ingredienti non solo per lo sport, non solo ovviamente per il paesaggio, ma davvero per lo spirito che lo sport riesce con questa Lessigna Legend a raccogliere tutti quanti, dalle associazioni anche all'inclusione sociale con un bellissimo progetto dedicato alle Parkinson. Quindi io credo che ci sia davvero l'interesse di andare non solo a promuovere il territorio, la Lessigna Legend, ma anche a dare merito del grande lavoro organizzativo che è stato fatto in questi anni. Quindi l'appuntamento è il 13 di settembre. Lontane geograficamente, ma veramente molto collaboranti fra di loro con tutta la Lessigna, con tutti i comuni della Lessigna Veneta. Questo è sicuramente un valore aggiunto perché ci fa promuovere un territorio estremamente bello e estremamente vario. Da quest'anno il percorso che verrà affrontato dagli atleti a partire dal rifugio Scalorbi fino a Fraccaroli e al Pertica verrà riconosciuto con un trofeo particolare appunto che riporta l'effigie di Palazzo Pizzini, che è questo edificio a noi molto caro. Diciamo che è la manifestazione più importante dell'anno. Facciamo conto che a Vello Veronese ci sono all'incirca poco meno di 800 abitanti. Portare in quel giorno della gara più di 1300 atleti, con tutto l'indotto anche di curiosi, accompagnatori, familiari, è veramente un ritorno enorme per il territorio ed è un ritorno anche di persone che poi ritornano anche durante il tempo dell'anno a rivivere e ripercorrere i sentieri che ci sono sul nostro territorio. Quindi è un evento di qualità che porta veramente un ritorno grandioso e quindi noi di questo siamo veramente orgogliosi. Lessigna Legend è una manifestazione di corsa, ma è soprattutto promozione dello sport e del nostro territorio che è la Lessigna e le piccole Dolomiti. Fin dalla prima edizione abbiamo voluto promuovere questo territorio nelle sue peculiarità, sia la parte dell'altopiano della Lessigna che la parte un po' più di montagna delle piccole Dolomiti, per cui abbiamo proposto diversi percorsi di diversa lunghezza e diverso tasso di spettacolarità. Da 5 anni porto avanti il progetto di Lessigna Legend for Parkinson, un progetto che col tempo ha dimostrato che le persone che partecipano a questo tipo di evento possono migliorare l'empowerment e l'engagement e quindi essere più consapevoli del loro limite ma anche delle loro capacità e migliorano sia nell'aspetto motorio che in quello sociale, per cui camminano di più volentieri, stanno più in compagnia, non si chiudono in casa ad aspettare che la malattia faccia il suo corso, ma imparano a conviverci e a dare il meglio di sé per le loro possibilità.